Mantova 2010-2015. Facciamo un bilancio di fine mandato con il sindaco uscente Nicola Sodano. Sindaco, secondo lei come sono stati spesi nei 5 anni della sua amministrazione i soldi delle famiglie mantovane? Beh, innanzitutto sono stati spesi bene con un metodo portato nella pubblica amministrazione che vede l'amministratore pubblico trattare i soldi pubblici come se fossero i soldi del bilancio di casa, del bilancio familiare, quindi stando attenti a non sciuparli, a spenderli con grande parsimonia, cercando di ottimizzare sempre la resa dell'investimento rispetto ai benefici che ricadono sui cittadini. Durante il suo mandato lei ha sottolineato di aver portato quantità e qualità nei servizi ai cittadini. È sicuro di aver ottenuto questo obiettivo? Beh, io sì, sono molto sereno e molto convinto di questa cosa, anche se abbiamo dovuto spendere ben 5, 6 o anche 7 milioni di euro all'anno in meno. Noi siamo riusciti a lasciare la stessa quantità dei servizi a cui i cittadini erano abituati e penso di poter dire che sia rimasta anche la qualità. Questo dovuto al fatto che questi servizi sono resi anche da personale molto qualificato che hanno capito lo spirito del dover mettere il cittadino al primo posto. In 30 secondi, come ha trovato la sicurezza pubblica nel 2010 e come la lascia nel 2015? Beh, noi sul fronte della sicurezza abbiamo investito molto. Faccio solo un esempio, poco più di 50 telecamere che presidiamo nel territorio nel nostro comune, oggi sono circa 200 le telecamere che presidiano il nostro comune, è aumentato il personale dedito al compito di polizia municipale, è aumentato il collegamento fra le forze dell'ordine. Però dobbiamo rilevare ovviamente che nonostante tutto questo impegno la sicurezza diciamo così, si è indebolita sul fronte cittadino come sul fronte nazionale per i problemi e le dinamiche note a tutti. Come ha trovato il welfare nel 2010 e come lo lascia nel 2015? Beh, noi abbiamo investito molto nel welfare, addirittura di fronte ad una contrazione della quantità di soldi disponibili al bilancio sono aumentati i fondi destinati in termini assoluti, quindi figuriamoci in termini di percentuale. È una città dove il welfare è garantito ai massimi livelli e sono convinto che i cittadini mantovani siano soddisfatti della buona quantità di servizi che vengono erogati. Come ha trovato la promozione turistica nel 2010 e come la lascia nel 2015? Beh, qui abbiamo fatto molto se si tiene conto che nel 2012 abbiamo avuto il blackout totale e generale dovuto al terremoto, insomma, no? Quindi un blocco nel 2012, nel 2013 la difficoltà di dover riprendere e quindi il trend che noi abbiamo nel 2014 e nel 2015, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché abbiamo una grande quantità di turisti, di presenze a Mantova. Bisogna aumentare la capacità di trattenere il turista per una notte o per più notti e bisogna aumentare il collegamento fra i vari soggetti che animano l'animazione turistica nella nostra città. Alcuni giorni fa Confindustria ha puntato il dito contro la politica del ritardo. Il presidente Marenghi ha definito gli amministratori inadeguati, non abituati a rispondere alle esigenze delle imprese e del territorio. A che cosa si riferiva? Si è sentito preso in causa? Ma un pochino sì, perché chi è sindaco necessariamente si sente tirato in causa, però penso che anche gli imprenditori e le associazioni industriali debba fare il proprio esame di coscienza perché per fare le prediche bisogna avere i titoli per poterle fare, ecco. E gli imprenditori mantovani in questi anni di Valdaro hanno parlato ma non hanno mai fatto proposte concrete, di università hanno parlato ma il loro approccio e il loro sostegno è stato modesto e lo stesso dicasi per tante cose, quindi nella difficoltà complessiva non bisogna nascondere le proprie debolezze attaccando gli altri. Qual è il progetto di quelli che ha realizzato per il quale va più fiero? Ma secondo me l'intervento che abbiamo fatto complessivamente nel centro storico, con il recupero della torre dell'orologio, del Palazzo della Ragione,
della Biblioteca Teresiana, i lavori avviati nel Palazzo del Podestà, il recupero delle torri e poi anche un'altra cosa importante, l'intervento sulle strutture sportive, perché nel bene e nel male abbiamo completato il Palalù di Lunetta, abbiamo donato alla città la palestra Boni, il nuovo centro sportivo che parte al dopolavoro ferroviario, la nuova palestra i cui lavori partiranno a momenti a Borgo Chiesanuova e poi anche gli interventi soprattutto nelle scuole. E qual è il progetto che invece se tornasse indietro non avvalerebbe più? Ma guardi, io posso dire che la mia amministrazione non ha combinato neanche un guaio da questo punto di vista, al contrario delle amministrazioni che mi hanno preceduto e i cui danni si stanno ancora pagando, perché quando si creano dei danni dal punto di vista architettonico e urbanistico è difficile poi porvi rimedio. Io non vedo all'orizzonte nessun guaio, nel senso che abbiamo fatto tutti interventi finalizzati a restaurare e a migliorare la qualità del territorio, abbiamo migliorato le piazze, è in corso adesso per esempio l'intervento di lievo del cubo in Piazza Sordello con la passeggiata archeologica. Cosa farà a partire dal 1° giugno Nicola Sodano? Beh, innanzitutto devo fare un po' di pausa biologica perché sono stati 5 anni e mezzo molto intensi, quindi devo trovare il tempo per recuperare un equilibrio familiare e ritrovare anche un equilibrio professionale. Però io non ho assolutamente intenzione di abbandonare la politica e l'impegno civico per la mia città. Noi ringraziamo il sindaco Nicola Sodano per questa intervista e nell'occasione lo ringraziamo anche per la disponibilità sempre dimostrata durante tutte le interviste nel corso di questi anni. Grazie. Grazie e un saluto a tutti.